Allora, la provocazione di Gonzato è stata interessante, io però vi rilancio la stessa domanda unitamente a quanto ha fatto l'osservazione il nostro giornalista. Io non penso neanche sia come ha detto poco fa il giornalista, io penso sia una guerra di religione. Lo dimostrano gli attentati che ci sono. Quindi prescinde l'integrazione, tutte queste questioni si va oltre. Allora, l'integrazione viene fatta, e qua ne abbiamo un esempio, viene fatta quando si dà una prospettiva di vita e si dà quindi un lavoro, quindi un futuro anche ai propri figli, quindi l'integrazione viene proprio anche quando si inserisce l'elemento estraneo, si inserisce nel tessuto sociale. Ma quello che diceva, come diceva esattamente il signore. Ma il discorso è diverso. Attenzione che io sono figlio di emigranti. Mio padre è stato un minatore del Belgio e morto di silicosi. Quindi non cadiamo nel buonismo immigranti. Siamo stati prima noi di loro un popolo di emigranti. Ma le regole che c'erano nel Belgio di allora, mio padre è entrato intanto in Belgio dopo una visita medica al consolato belga di Bruxelles, di Milano. Doveva fare un certo tipo di lavoro, doveva avere un comportamento consono, altrimenti venivano spediti in Italia. Quindi con delle leggi severe e ferree. Non condivido neanche il fatto perché dobbiamo capire, l'Italia non ha avuto un passato coloniale come lo ha avuto il Belgio, come l'ha avuto la Francia. Quindi noi perché dobbiamo sopportare, diciamo, questa invasione che sta avvenendo in questo momento, che mette in difficoltà gli stessi immigrati integrati nel nostro territorio? Perché bisogna capire anche questo, perché chi è integrato, chi lavora, chi ha una prospettiva di vita e vede il proprio nazionale che arriva nel territorio e fa il reato e si comporta male, mette a disagio anche le persone. Come lo erano i nostri emigranti quando si trovavano magari in Svizzera, dove c'era il cartello in italiano, vietato entrare a cani ed italiani. Allora, dobbiamo capire quando ci si muove su queste logiche, su queste cose. Quanti ne possiamo ospitare? Quanti ne possono venire in Italia? Quanti possiamo dare un futuro? Se non ci sono lavori neanche per i nostri. Allora, su queste tematiche, diciamo che sono generali, poi si inserisce l'elemento religioso. L'elemento religioso è fondamentale. Gli attentati arrivano e sono stati fatti chiaramente e soltanto dai musulmani. Non possiamo far finta che non esista questo problema. L'11 settembre non l'hanno fatto i musulmani. Le guerre che i cristiani che vengono uccisi nel Centrafrica e non solo, sono fatti da chi? È una guerra di religione e c'è un tentativo di conquista dell'Europa da parte, diciamo, di una popolazione ben identificata con una religione. Non possiamo far finta di non capire e di non vedere queste cose. Queste sono le cose che emergono. Poi, scusate, ma vi dico soltanto una cosa, ammettiamo che avvenga un attentato come quello che è avvenuto sulla spiaggia della Tunisia, avvenga qua sul litorale nostro di Jesolo, Caolo e quant'altro. Ci sono 35-40 milioni di turisti, il danno economico sarebbe devastante. Tanto il danno fisico. Sì, ma parliamo del danno fisico, ma parliamo anche delle ripercussioni economiche. Per questo io sono molto preoccupato di queste cose e soprattutto vedo un porgere, come diceva il giornalista, l'altra guancia e far finta e mettere come lo struzzo la testa sotto la sabbia per non vedere il problema. Il problema è grande, è grosso e lo dimostra la difficoltà che hanno le forze dell'ordine che stanno presidiando il territorio con costi elevatissimi. Questo è un altro Chiaramente, scusami Elena, sono perfettamente d'accordo che sia a livello globale una guerra di religione, su questo non ci piove. Tutti gli attentatori fino a questo momento erano di religione islamica, quindi è un dato inoppugnabile. La mia osservazione era soltanto inerente alle singole persone, che definire persone
anche sbagliato secondo me, che hanno piazzato le bombe e che si sono fatti saltare in aria in quest'ultimo attentato di Bruxelles, perché se poi andiamo ad analizzare tutti quelli che erano i loro comportamenti quotidiani con l'Islam, avevano ben poco a che fare. Sposo appieno la tesi della sicurezza. Non si possono lasciare le forze dell'ordine in balia di un sistema che non gli consente di difenderci e di difendersi, perché mancano i fondi. Secondo me manca anche la preparazione e non è solo un problema italiano, perché se andiamo ad analizzare ciò che stanno combinando i servizi segreti in Belgio in collaborazione con i 6-7 corpi di polizia diversi che hanno, ci rendiamo conto che cercano Salah lo cercano per 4 mesi, Salah ce l'avevano dietro l'angolo. La polizia belga non collabora con la polizia greca che li segnala mesi e mesi fa che in un'abitazione ad Atene c'era un foglio di carta con la piantina dell'aeroporto di Zaventem e chiaramente tutto faceva presagire un possibile attentato. Addirittura si rilascia una persona, e mi riferisco a Chefou, l'uomo col cappello, l'impermeabile lungo dell'aeroporto, si rilascia una persona attualmente indagata per terrorismo, e questa è solo l'accusa più grave perché poi ne ha una sequenza infinita, accusata di terrorismo, segnalata dal sindaco della città in cui vive, Bruxelles, considerato, non dico un fiancheggiatore perché sarebbe un termine sbagliato, ma comunque un reclutatore di teste all'interno del parco Maximilien a Bruxelles, non lo vuole neppure il sindaco e questo viene, ripeto, indagato per terrorismo, rilasciato e a piede libero. E allora qual è la difesa? Questa è una domanda che pongo a tutti. Qual è la difesa? Infatti poi c'è chi va anche oltre. Gori, prego. Allora, dire che è una guerra di religione io personalmente non sono d'accordo, però dire che si tratta di gran parte di fanatici che si rifanno ai contenuti del Corano, questo sì, quindi in nome della religione compiono questi atti, non è proprio una guerra tra religioni. Non associare il fatto che sono musulmani e che il Corano sia un testo che richiami l'omicidio mi sembra alquanto strano, perché la Sura 2, versetto 191, recita: uccidete gli infedeli ovunque li incontriate, e questa è la ricompensa dei miscredenti. La Sura 47, versetto 4, quando incontrate gli infedeli uccideteli con grande spargimento di sangue e stringete forte le catene dei prigionieri. Mi sembrano atti presi alla lettera da qualche, ripeto, pazzo, fanatico, eccetera. No, ora arrivo al dunque, che hanno portato ai fatti anche recenti. Non solo. Voi considerate, molti non ne parlano, sanno cosa sta succedendo in Tunisia, che è un paese amico e ancora non è pericoloso, ma il confine tra la Tunisia e la Libia, ad esempio, nelle ultime sere, negli ultimi giorni, ci sono conflitti a fuoco tra esercito e, ora dobbiamo chiamarli Daesh, per me sono terroristi che si rifanno all'ISIS, per entrare in Tunisia, fare nuove reclute, buttare giù il governo in modo abbastanza violento, per poi arrivare sulle coste e prendere in mano i porti. C'è un sindacato in Tunisia che si chiama UTAP, Unione Tunisini Agricoltori e Pescatori, che è uno dei sindacati più grandi, che ha forti influenze politiche, che fino a pochi giorni fa aveva minacciato di arrivare a Lampedusa con 1000 pescherecci, con tutte le famiglie, chiedere asilo politico come atto dimostrativo e ritornare in Tunisia, perché se il governo non abbassava il prezzo del gasolio, ad esempio, avrebbero lasciato passare o aiutato a lasciare passare, ad esempio nel confine libico, questi famosi Daesh. Questo cosa vuol dire? Che i libici residenti in Tunisia non sarebbero più potuti tornare in Libia, e si parla di quasi oltre 200.000 libici che avevano già intenzione di venire in Italia. I pescherecci libici avrebbero portato gratuitamente queste persone perché avevano paura di una cattiva integrazione interna. E qui tralascio, tanto per dire che alle porte abbiamo forti pericoli di cui non si parla. Integrazione è possibile o non è possibile in Italia? L'integrazione è possibile se ci sono delle regole certe e delle regole vengono fatte rispettare. Prima chiedo scusa, si rifaceva alle regole per entrare in Belgio, per lavorare, ma anche gli italiani, è vero che viene detto molte volte che è un popolo di emigranti, ma quando arrivavano in America mi sembra che una quarantena minimo sulle navi la facessero, dei controlli li facessero. Qui le coste sono tutte lasciate alla mercé. La Marina Militare italiana è diventato il più grande tour operator europeo per gli immigrati. Le moschee che ci sono in Italia ce ne sono
poche regolari, ma molte sono irregolari, si parla più di 1 migliaio di moschee non conosciute, sconosciute, quindi chi le frequenta, con centinaia di migliaia di immigrati irregolari che protestano anche per prendere un'impronta digitale, mi viene difficile comprendere che vengono qui per cercare un lavoro. No alle impronte digitali, 700 sbarcati in provincia di Cagliari la settimana scorsa rifiutano il pranzo, un pranzo da 5 stelle con 5 portate, ma voglio un aereo gratuito per essere portati in Francia e in Germania. Perché in Italia secondo me ancora non c'è stato nessun attentato, spero che non ci sia mai? Perché l'Italia è un porto franco dove sbarcare e raggiungere altri paesi in Europa. Problema Belgio, quindi faccio dei flash. Problema Belgio, perché sta succedendo questo in Belgio in modo così, per me non è improvviso, era soltanto una questione di tempo, perché nel 74 Re Baldovino, che aveva in mano il Belgio con forti problemi economici, in cambio di petrolio dall'Arabia Saudita cedette per 98 anni l'edificio più importante che si trova a 200 metri dalla sede UE e a 200 metri dal centro storico, a patto che diventasse una moschea. Questo ha comportato un riconoscimento anche negli ultimi anni di più di 20 miliardi di euro da parte dell'Arabia Saudita, paese fortemente musulmano, che tra i paesi musulmani arabi non accettano immigrati, ma finanziano affinché vengano mandati all'estero, ma finanziano le moschee e soprattutto finanziano anche le armi. Spesso queste armi le comprano in Turchia, c'è un articolo oggi sul giornale, se non sbaglio, dove c'è un video, chiedo scusa, dove un ex reclutato ISIS parlava di stanzoni enormi di armi con marchio turco, che erano finanziati da Oman, Qatar, se non sbaglio, e Arabia Saudita. Allora, siccome mi rifaccio un attimino alle regole che devono essere rispettate in Italia, perché di regole qui ce ne sono veramente poche e normalmente sono per quelli che hanno meno diritti. No, regole ne abbiamo tantissime, bisogna regole, vedere se vengono rispettate oppure no. Regole, alcuni spunti. Noi mi rifaccio gli spunti di Giorgia Meloni, perché io appartengo a Fratelli d'Italia, quello che dice, credo. Vanno aiutati sul posto. Cioè i porti da dove salpano questi barconi della morte, perché sono dei gommoni anche con dei bambini piccoli, quindi come fai a non aiutarli a raccoglierli? Però se vengono aiutati sul posto e viene fatta una prima scrimatura di chi ha veramente diritto di asilo, per verificare chi veramente scappa da una guerra, probabilmente almeno in Italia avremmo molti meno problemi. Addirittura costerebbe meno aiutarli sul posto anziché mantenerli in Italia, ma non per una mancanza, poi termino perché mi rendo conto che il tempo vola, non per una mancanza di aiuto economico che voglio dare, perché molti di loro veramente sono disgraziati, nel senso che sono poveracci, ma soltanto perché poi mi tocca vedere al contrario quel falso buonismo che poi per €1 magari vendono la casa tramite Equitalia a un italiano perché non ha messo uno scontrino. Cioè qui si danno 35 euro al giorno a persone che si ritiene che abbiano bisogno, però ci si dimentica degli italiani, dei pensionati e anche degli ultimi italiani che si sono uccisi soprattutto in Veneto. No, ma ci sono tanti temi che tirare fuori, questo è un aspetto, io vorrei che su questo ribadisse il senatore. Sì. La faccio ripartire subito dopo la pubblicità, quindi così è più tempo, pochi secondi e poi diamo la parola al senatore e anche agli altri, tra poco.